Noi abbiamo una grande responsabilità, parti sociali che sono qui in questa sala stasera e amministrazione, buona amministrazione, con cui condividere un progetto di territorio. Io non so se la patria deve essere di capitello o ognuno ha le proprie idee, non guardarmi così, Roberto, ho fatto una battuta. Ognuno si sente figlio di qualcosa, no? Oppure di un territorio più o meno ampio. Certamente è che le imprese hanno come riferimento la competitività di un territorio a prescindere da come lo vogliamo noi, da come il mercato lo richiede. E il mercato oggi non finisce a Gorizia o a Muggia, ma finisce a Vladivostok, se tutto va bene, no? Allora la mia domanda è: come possiamo sfruttare questa grandiosa occasione di questa programmazione 2014-2020 nel rispetto assoluto delle parti, di costruire un Veneto o comunque un territorio, usiamo questo termine visto che ancora Elena suggeriva addirittura, o più che suggeriva, immaginava un territorio addirittura da macro regione di tipo amministrativo, che possa scalare la gerarchia territoriale e porsi in competizione con altri territori che non più a livello continentale ma a livello globale si pongono in concorrenza. Questo significa anche cambiare la scala dei nostri ragionamenti come imprenditori e come associazioni. Secondo voi è un po' impegnativo, ma come possiamo sfruttare questa occasione per un partenariato che non sia solo di consultazione ma anche di realizzazione? Procedere io? Ma insomma, credo che per noi sia abbastanza facile, allora provo a rileggerlo, no? Non solo territorio, ma questo è un contesto che è fatto di cultura, di approccio ai problemi, di forte competenze, alta densità di competenze. La cultura è quella nostra, no? Quella della tradizione del sacrificio, della cultura del lavoro, di una cultura imprenditoriale. Ecco perché ho immaginato quell'area anche territoriale, perché è del tutto simile. Molte delle nostre aziende, molti dei nostri distretti produttivi avevano anche una certa contiguità che non si spiega con un fine amministrativo se oggi dovessimo rileggerlo. Però è un contesto, ed è un contesto di valori. Allora, siccome su questo contesto di valori noi abbiamo affrontato la nostra crescita, la nostra capacità di tenere durante la crisi, perché guardate che se lo leggiamo così, cioè con uno spettro, noi abbiamo retto perché abbiamo tenuto a sacrificarci, perché abbiamo una forte adesione ai nostri legami di appartenenza con la nostra impresa, con il nostro territorio, perché non vogliamo la disistima sociale per cui nessuno, la più parte di noi, la quasi totalità di noi non ha preso, se n'è andata fuori, ha fatto altro. Per tutte queste ragioni abbiamo fatto crescere il Veneto, l'abbiamo tenuto nel momento della crisi, adesso dobbiamo guardare che orizzonte abbiamo davanti a noi. Secondo me bisogna potenziare questi valori in un'ottica da 2020, 25, 30. Cioè dobbiamo interrogarci sulla nostra cultura di impresa, prima di tutto. Io sono arrivata tardi perché ho fatto una cosa abbastanza interessante oggi, un seminario a porte chiuse con 9 giudici fallimentari, presidenti del Tribunale di Bologna, presidente del Tribunale di Verona, il presidente del Tribunale sezione fallimentare di Venezia, Treviso, a coordinare tutto il giudice Pedoia, che è il presidente del Tribunale di Pordenone con delega. Si è tenuto lui la delega fallimentare e a Treviso lui ha fatto la differenza in tanti anni. Perché ho portato i giudici fallimentari a ragionare con me? Perché sono aumentati i fallimenti e stasera vi ho portato il bollettino di guerra, che lascerò qui, ma di fronte ai concordati fallimentari voi sapete che cosa accade. E sappiamo che una certa normativa non ha guardato, lo dicevano i giudici stasera, guardato alla conservazione dell'impresa, non ha favorito il nuovo acquisto dell'impresa. Allora, se noi vogliamo mantenere la nostra cultura nell'orizzonte, dobbiamo difendere il nostro patrimonio aziendale, che è un patrimonio di contesto e di valori,
ci sono, e lo dicevano i giudici, guardate che questo a me ha stupito molto, perché mi pareva più che fosse una lettura che ne davo io in qualche modo, no, da assessore al lavoro, che crede molto che queste imprese siano soprattutto il loro dato umano, cioè la loro capacità, la loro forza imprenditoriale, le loro relazioni molto, molto stringenti, le loro competenze, quelle per cui un fondo sociale europeo è destinato e dedicato. Ma lo dicevano anche questi magistrati. Allora, se dobbiamo difendere le nostre imprese per poi trovare nuova imprenditorialità, dobbiamo capire come crearla questa nuova imprenditorialità. C'è un dato inquietante che è stato portato all'attenzione proprio da un'osservazione delle Camere di Commercio, credo, d'Italia, fatta l'analisi sulla tendenza ad essere imprenditori, o meglio lavoratori indipendenti. In Cina c'è una data percentuale, guardate la Cina, oltre il 70% dei giovani fino ai 29 anni vorrebbe avere un lavoro indipendente. Negli Stati Uniti questa percentuale scende, ma non di tanto, 60%, cioè sogna di volere un lavoro indipendente. Qui da noi, che eravamo tutti in propensione ad essere lavoratore indipendente, autonomo, padroncino, in Europa, il dato Veneto non è scorporabile, ma in Europa è al 36, sotto il 40%. Allora, primo dato, se quel valore che ha contraddistinto il primo tempo del Veneto che cresceva, il tempo della trasformazione, della crisi, della sofferenza e il tempo del futuro, dobbiamo interrogarci su come costruire una nuova capacità imprenditoriale. Cioè, come facciamo i nostri nuovi imprenditori? I giudici oggi mi dicevano, uno dei dati che continua a essere ripetuto è che c'è una mancanza di trasferimento generazionale, e infatti proprio con Confartigianato noi abbiamo fatto un progetto dedicato, l'abbiamo chiamato pomposamente, e ne sono contenta, Giotto a bottega da Cima 2, perché non si sa quale dei due fosse il maestro più grande, perché riteniamo che il trasferimento, la staffetta generazionale sia oggi più di ieri un problema, l'abbiamo sottovalutato. Io ricordo che uno dei primissimi convegni a cui partecipai, giovanetta consigliere regionale, sapete che ci vogliono rottamare noi perché abbiamo fatto troppi mandati, no? Quindi la giovanetta assessore, no, era allora consigliere, partecipò a una riunione in Camera di Commercio a Vicenza con Danilo Longhi e si diceva 15 anni fa abbiamo il problema del ricambio generazionale e ce l'abbiamo ancora. E come facciamo la nuova capacità di impresa? Andando a stimolare, e lo utilizziamo il fondo sociale proprio per questo, per far crescere nei nostri giovani la convinzione che attraverso le esperienze lavorative, attraverso la conoscenza e la competenza, attraverso un orizzonte di conoscenza di un mercato sempre più ampio, ma attraverso loro stessi, si possa costruire l'imprenditore veneto di domani. Ecco, questo è l'orizzonte che noi oggi a cui dobbiamo tendere a guardare. Abbiamo valori straordinari, non facciamoci raccontare dagli altri che siamo, no? Non è così, non siamo finiti, anzi, abbiamo un potenziale straordinario. Interroghiamoci su come replicarlo e aggiornarlo rispetto ai tempi, ai luoghi che sono cambiati. I linguaggi oggi non sono più che devi conoscere assolutamente una lingua straniera, e purtroppo i nostri ragazzi parlano malissimo le lingue straniere, ma lo sapevamo anche 10 anni fa. Noi abbiamo fatto un progetto utilizzando, in questo caso non trovano fondi regionali, sempre fondo sociale europeo, dove abbiamo mandato quasi 5.000 giovani a fare un'esperienza all'estero quest'anno. 5.000, un'iniezione poderosa di conoscenza delle lingue. Sono tornati a casa, la sono un po' meglio, ma non è sufficiente. Il linguaggio oggi è capire che devi muoverti nel mondo usando l'e-commerce, che non è un sito internet, superacqueo, dicendolo in Veneto, è avere la capacità di penetrare i mondi. La questione delle reti di impresa, che è stato ben prima definito, è stata una legge strategica che abbiamo portato, che ISI ha portato alla votazione del Consiglio regionale, è questo orizzonte. Ecco, io credo che noi, a partire dalla nostra profonda identità, dobbiamo certamente guardare l'orizzonte del futuro, ma ne abbiamo tutte le caratteristiche. Se posso, e non sono d'accordo con te che il nostro mercato finisce a Vladivostok, perché finisce in questo momento a Riga, finisce a Danzica, finisce in Ungheria,
e purtroppo il mercato russo, che è un nostro mercato, ci è precluso in questo momento. Questo solo per ricordare quello che ha fatto il Presidente Zaia 10 giorni fa, andando, nonostante gli inviti del Ministero degli Esteri di non andare, comunque a accompagnare degli imprenditori veneti alla Mostra del Mobile a Mosca. Tu dicevi com'è possibile, come sarà possibile lavorare in paternariato da qua ai prossimi anni. Lo abbiamo già fatto, dovremo farlo forse in maniera ancora più intensa nei prossimi anni, magari non nel paternariato codificato dai regolamenti comunitari, ma un paternariato che veda veramente chi pesa sul territorio, chi ha anche idee, perché i tavoli di paternariato, come tu ben conosci, sono molto partecipati, molto ampi, ma non permettono di lavorare in maniera concreta. Quindi quello che io per quanto appunto abbiamo già visto sul FESR, riunioni anche ristrette per affrontare singole tematiche e problemi specifici, lo faremo anche nel prossimo futuro. La struttura è anche su questo già, diciamo, ben inquadrata, proprio perché quello che noi dobbiamo fare è non perdere tempo a chiacchierare, a produrre carte, a fare appunto magari vetrina, ma andare a affrontare il problema, risolverlo anche in corso d'opera, se c'è bisogno di ritarare qualche misura o qualche iniziativa, poterlo fare magari appunto abbattendo i tempi comunitari, perché quello che mi auguro possa servirvi nei prossimi mesi è che qua avete degli stimoli e delle idee, ma fra regione e associazione di categoria dovremmo assieme spiegare al singolo artigiano o al singolo raggruppamento di iniziare a parlare un linguaggio europeo, perché i fondi ci sono anche importanti, ma bisogna iniziare veramente ad approcciarsi a questo tipo di fondi in maniera diversa, perché hanno gradi di controllo, hanno modalità di rendicontazione che sono un po' più complesse rispetto ai fondi a gestione diretta della Regione Veneto. Quindi il grosso lavoro che dovremo fare quando stabilizzeremo appunto anche le ultime osservazioni con la Commissione Europea sarà quello di fare proprio incontri formativi per insegnare al maggior numero di imprenditori di parlare un linguaggio europeo per poter accedere a questi fondi, e questo sarà secondo me la sfida importante da vincere nei prossimi mesi e non anni. Ma io devo dire che sono assolutamente convinta che le nostre imprese affronteranno le prossime sfide molto bene. Io ho un panorama positivo dei nostri imprenditori. In questi anni abbiamo superato, condividendo, sfide importantissime. Penso solo a quanto sembrava assurdo all'inizio fare semplificazione anche attraverso i bandi a sportello, quanto sembrava incredibile poter partecipare online ai bandi, avere i campi già prestabiliti, quanto era più complesso anche accedere ai fondi di rotazione di Veneto Sviluppo. Oggi abbiamo un regolamento unico per tutti i fondi. A quante sfide, prima Elena diceva la legge sulle aggregazioni, ma quando mai una nostra legge sarebbe passata all'unanimità con il voto e la difesa da parte dell'opposizione sulla bontà di una legge? E questo è capitato per la legge sulle aggregazioni, è capitata anche con l'astensione, in questo caso sulla legge per il commercio. Immaginate anche quella che rivoluzione, siamo stati la prima a mettere stop al consumo di suolo agricolo e a riprendere tutto quello che la Bolkestein in qualche modo metteva come paletti, ma sapendoli interpretare li abbiamo potuti superare a favore delle imprese. E io penso anche solo alla riorganizzazione di tutto quello che oggi ci aiuta a presentarci proprio all'Unione Europea in termini di centri di ricerca che abbiamo con il nostro portale, con Innoveneto, che è una sorta, come abbiamo detto più volte, di TripAdvisor della ricerca, dove gli imprenditori possono andare
a vedere dove rivolgersi, con tutti gli ostacoli, col mondo ovviamente universitario che inizialmente ha frapposto ma che abbiamo superato. Cioè, se noi potessimo inanellare, lo dobbiamo assolutamente fare, perché poi credo che se ci mettiamo insieme anche noi, li abbiamo talmente condivisi tutti i passaggi, lo possiamo fare in maniera assolutamente precisa. Io non posso che tracciare un bilancio positivo, ma non del mio lavoro, ma di quello che in questi anni si è anche ricostruito in termini di fiducia reciproca. Adesso lasciamo perdere il rapporto che c'è tra me, tra noi e voi e il vostro mondo, che è straordinario. Però io ricordo bene quando sono arrivato allo sviluppo economico che distanza c'era con le imprese per ciò che avevano passato da un punto di vista di burocrazia, soprattutto europea. E ricordo benissimo il voler semplificare alcuni vincoli anche nei bandi che sono cofinanziati dall'Unione Europea, e quante volte mi sono trovata a sentirmi dire no, ma qui l'Unione Europea assolutamente impugna il bando, no, non si può, fatemi vedere dov'è, leggiamolo insieme. E poi invece, tutto sommato, se si vuole qualche semplificazione importante, il dottor Bonaldo mi guarda e ride sotto la mano, lo sa, si può effettivamente fare, però bisogna crederci, primo, noi, e dall'altra parte sapere che c'è il vostro sostegno. E di questo io in questi anni sono assolutamente convinta di averlo avuto. Ed è stato determinante anche il poter in qualunque momento alzare il telefono e avere chi dall'altra parte ti dà il polso preciso in quel momento degli imprenditori, quali sono le necessità, e anche tutta la partita non solo delle nuove leggi, ma anche tutta la partita degli aiuti alle imprese, dei provvedimenti anticrisi, della riassicurazione del credito, il riuscire a continuare quel tavolo che proprio io e Elena avevamo iniziato nel precedente mandato, che era il tavolo anticrisi con banche e sistema dei confidi, che ha continuato e che ha prodotto poi tutta la revisione e anche la nascita di quegli strumenti in Veneto Sviluppo che hanno, non dico moltiplicato, hanno decuplicato gli interventi che Veneto Sviluppo ha nel tempo fatto sulle imprese per ciò che riguardava il sostegno alla liquidità d'impresa, le garanzie e quant'altro. Quindi davanti a un impianto che ha fatto fronte, perché è vero che sono stati degli anni terribili e lo sono ancora, però io, parlando a volte con dei colleghi che non hanno il benché minimo strumento che possiamo confrontare con i nostri, mi rendo conto che loro hanno ancora dei buchi neri entro cui cadono e si perdono rispetto ai provvedimenti che abbiamo messo in campo noi negli anni. E questi peraltro sono stati anche provvedimenti che ci hanno permesso, avendone già il polso e avendo anche il termometro di come sono stati utilizzati, li abbiamo introdotti. Per esempio, se penso oggi a Horizon 2020, mi rendo conto che su alcune partite proprio di agevolazione alle imprese ci sono gli strumenti finanziari che abbiamo proposto noi, e questo l'abbiamo potuto fare perché anche con Piero ci siamo parlati, lui da una parte, io da una parte nel Comitato delle Regioni, ho portato proprio un parere io quella volta cercando di introdurre alcuni sistemi che oggi vediamo quasi dati come certi a livello europeo. Quindi, tornando anche all'Europa che vogliamo, è l'Europa partecipata, è l'Europa dove bisogna stare incollati alla sedia dalle 9 della mattina alle 9 della sera, perché questi sono gli orari, e stare lì. E anche se l'ultimo aereo per tornare a casa è alle 7, non si prende, amen, si sta lì fino alle 9 e si torna con il primo della mattina, perché dalle 2 alle 9 votano i tedeschi di solito, e loro sono tutti lì, secondo me dopo dormono dentro il trolley e si ficcano già in aeroporto, io non lo so, però e loro guardano bene. In Parlamento, quando ci siamo noi con il Comitato delle Regioni, i settori dove ci siamo noi di solito sono blu e loro sono rossi e arancioni. Io mi volto e il rosso arancione è sempre tutto pieno, e da noi io mi volto e vedo sempre che il blu è un po' meno frequentato. Poi verso le 7 della sera siamo in 4 cani e lì passa di tutto.
Quindi il ruolo dell'essere in Europa è questo, è quello dell'essere lì con, passatemi il termine poco signorile, un sedere di pietra, però bisogna star lì e controbattere su tutte le cose, controllarli in tutto e per tutto, perché i risultati noi li possiamo portare a casa anche come italiani, in maniera importante. Peraltro io ritengo che noi abbiamo anche una creatività non solo nel manifatturiero ma anche nel proporre provvedimenti importanti e quindi lo possiamo fare, peraltro siamo anche ascoltati e assolutamente credibili, però lo dobbiamo fare guadagnandocela quella credibilità e con la piena consapevolezza di portare sempre, nel nostro caso credo come Veneti assolutamente, la vostra voce, perché è una voce che noi conosciamo bene, sulla quale ci confrontiamo giorno dopo giorno sempre, anche instaurando quel pizzico di amicizia che grazie a Dio serve, sono le relazioni appunto che diceva prima Elena, che hanno insomma l'importanza strategica non solo qui ma anche in Europa, dove sembra effettivamente tutto così ghiacciato e assolutamente congelato nei rapporti, invece poi piano piano, frequentandoli sempre di più, ci si rende conto che alla fine sono umani anche loro.